Cosa significa per Padova questa serata con Agnese Moro e cosa vuol dire per un rappresentante dell'istituzione ospitare la figlia di un grande statista come Aldo? Intanto è un onore soprattutto per la piccola comunità di Salboro, perché Aldo Moro ha rappresentato uno dei punti di riferimento della politica nel nostro paese a partire dalla ricostruzione, una persona che aveva grandissime visioni, che immaginava e cercava di interpretare come far crescere questo paese e dargli il benessere. Ha rappresentato anche purtroppo una pagina drammatica della storia nazionale, quando è stato prima rapito e poi ammazzato da parte delle Brigate Rosse, una delle pagine peggiori che purtroppo ha costellato non solo gli anni 70 ma anche gli anni 80, che oggi possiamo dire di aver debellato, ma è stato attraverso il sacrificio di tantissime persone, in primo luogo Aldo Moro. C'è un altro aspetto che è anche quello riguardante i familiari, perché noi guardiamo sempre la figura di Aldo, che è quella persona che poi, come dire, non solo ha attraversato quella parte centrale della storia di quel paese, del nostro paese, ma anche la famiglia che ha sofferto in modo drammatico quanto accaduto e che credo che ancora oggi segni. Quindi il racconto che questa sera Agnese porterà credo sia una testimonianza che serve a tutti noi non solo per riflettere sul passato ma anche per interpretare il futuro. Perfetto, grazie mille.